Aveva soltanto 17 anni e una grande passione per le moto e i motori. La giovane vita di Vittorio Piva si è spezzata nel tardo pomeriggio di ieri mentre stava provando la moto di un amico. La tragedia a poche centinaia di metri da casa, in via Montenero, a Pieve del Grappa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lo studente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi prima contro questo muretto di recinzione, poi contro il palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto è stato molto violento. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del SUEM di Crespano e l'elisoccorso da Trento. Per Vittorio però non c'è stato nulla da fare. La notizia della morte del 17enne si è diffusa velocemente in paese dove la famiglia Piva è molto conosciuta. Sono commosso perché l'ho visto nascere e crescere questo ragazzo, è un bravo ragazzo, un bravissimo ragazzo, gentile, educato, mi dispiace. Vittorio studiava all'Istituto Agrario Parolini di Bassano. L'altra sua grande passione, oltre ai motori, era proprio la campagna, ma amava anche la musica e suonava con i genitori nella filarmonica di Crespano. Un bravo ragazzo, attivo nella comunità. Lo ricorda così il sindaco Annalisa Rampin, arrivato sul luogo del tragico incidente. Sono quelle cose che non dovrebbero succedere e che lasciano una comunità sconvolta. Oltre ai familiari, è chiaro che quando è una giovane vita a rimanere sulla strada è sempre una vita di troppo che la strada ci porta via, per cui siamo vicini a tutta la famiglia, alla mamma e al papà in particolar modo, perché perdere un figlio così è inumano e non è giusto.